Rapallo conferma il 2019 come data di apertura del nuovo depuratore. A luglio riprenderanno i lavori per le tubazioni dirette in via Betti, a settembre quelli della posa lungo il torrente Boate. Dio sempre salva, l'esclamazione del Papa all'Angelus esortando a conservare la speranza anche quando tutto sembra naufragare. Francesco ha invitato all'accoglienza e pregato per lo Yemen. Don Stefano Libini è accolto come nuovo parroco di Santa Maria del Ponte a Lavagna e San Lorenzo di Cogorno. Vi chiedo di lasciarmi entrare, ha detto con umiltà, esortando i fedeli alla collaborazione. Portofino ritrova il sentiero per Castello Brown. La passeggiata che sale dalla cappella è stato ripristinato e messo in sicurezza dopo la tempesta di vento che nel 2016 aveva colpito il borgo. Circa 1000 partecipanti alla quarta edizione della mezza maratona di Chiavari, confermato il successo degli anni precedenti. Primo posto per Carlo Pogliani che ha dedicato la vittoria alla madre scomparsa. Buongiorno ai telespettatori del TG13. La politica amministrativa in apertura nel nostro telegiornale. Saranno rispettati i tempi per la realizzazione del nuovo depuratore di Rapallo. L'amministrazione punta al 2019 come anno di apertura dell'impianto in fase di costruzione in zona Ronco. I lavori di posa delle tubature che in queste settimane hanno registrato una pausa riprenderanno a luglio nella zona del San Francesco e a settembre lungo il torrente Boate. Facciamo il punto. Ci auguriamo che venga rispettato questo termine perché il depuratore ovviamente per la città turistica è una cosa importantissima. Guarda con fiducia alla data del 2019 l'amministrazione comunale di Rapallo per la messa in funzione del nuovo depuratore in fase di costruzione in zona Ronco. In questi mesi il cantiere è andato avanti in contemporanea con quello sul lungomare per la posa delle nuove tubature. Per quanto riguarda la condotta di collegamento tra la passeggiata e l'impianto di pretrattamento di via Betti, gli scavi ora fermi riprenderanno una volta passate le feste di luglio. Per le condotte invece che dal mare salgono al nuovo impianto lungo il letto del torrente Boate si parla di settembre. Intanto Rapallo in queste settimane è tornata alla ribalta della cronaca nazionale per essere una delle decine di località italiane non in regola con la normativa europea sulla depurazione delle acque. La recente sentenza della Corte di Giustizia ha condannato il Paese a pagare 30 milioni di euro ogni semestre fino a quando tutta la situazione non sarà regolarizzata, cosa che dal 1991 l'Italia è stata chiamata a fare, ma ad oggi non si è ancora completata. Chi pagherà per queste multe ancora non si sa, o meglio non si sa su quale ente ricadrà l'onere del pagamento, se lo Stato o le regioni. Rapallo intanto spera al più presto di uscire dall'elenco dei cattivi. Finora non abbiamo nessuna comunicazione, c'è il rischio che all'Italia arrivino le sanzioni per tutte le città che non sono adeguate nei termini. Poi vedremo quali saranno le conseguenze, anche le responsabilità di conseguenza. Non credo che il Comune abbia responsabilità dirette, ma comunque se le responsabilità saranno poi di IRA di un altro ente, poi comunque è sempre un danno economico per tutti. Nessuna novità anche sul ricorso al TAR che sta pendendo sul depuratore? No, è al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato non si è espresso, ha rinviato un'altra riunione, ma intanto i lavori vanno avanti in modo deciso. Prosegue anche il lavoro per le pose delle tubature del depuratore. Il collegamento con via Betti sarà fatto nel mese di luglio, poi a settembre inizierà il collegamento della tubazione nel letto del fiume Boate fino a raggiungere la localizzazione dove è in corso di realizzazione il depuratore. A Zoagli adesso, dopo 99 anni di attività, sembra proprio destinato alla chiusura l'asilo infantile. Se non interverranno novità, venerdì prossimo sarà l'ultimo giorno di apertura. Lo denuncia la CISL del Tigullio. La fondazione Luigi e Luigia Merello, che gestisce la struttura, non è più in grado di sostenere economicamente l'attività che fino ad oggi ha potuto contare sia sulle rette delle famiglie che sui finanziamenti erogati dal Comune. Elemento quest'ultimo venuto a mancare nell'ultimo periodo, a cui si è aggiunta una procedura di pignoramento dei beni, conseguenza di un'avvertenza aperta da parte di 2 ex dipendenti che vantano crediti nei confronti dell'ente. La Fondazione non può sopportare gli attuali costi del personale, già ridotti a settembre del 2017 con la chiusura del micronido che ospitava 8 bambini. È una evidente contraddizione del nostro territorio. Abbiamo un indice di natalità tra i più bassi, non in Italia ma al mondo, con evidenti problemi per il futuro della nostra comunità e anziché aiutare le famiglie promuovendo i servizi legati
dedicati all'infanzia, si chiudono gli asili. È la denuncia di Andrea Sanguinetti, segretario della CISL del Tigullio, che chiede la mediazione della Regione per arrivare ad una soluzione. Oltre a chiudere un servizio per le famiglie, rischiano di perdere il lavoro 2 maestre e una cuoca che da gennaio non stanno più percependo lo stipendio. Voltiamo pagina. Il Papa adesso: anche quando la speranza sembra naufragare, conserviamo la fiducia in Dio e apriamoci con generosità ai suoi piani. Questo è l'invito che il Papa ha rivolto ai fedeli prima della preghiera mariana dell'Angelus, commentando il Vangelo domenicale. Dopo la preghiera, Francesco ha salutato il popolo venezuelano, ricordando la beatificazione a Caracas di Madre Carmen Rendiles Martinez, fondatrice delle Suore Serve di Gesù del Venezuela. Vediamo la sintesi nel servizio. Il regno di Dio è come un seme che cresce per forza propria o come un granellino di senape che diventa la più grande di tutte le piante. Papa Francesco all'Angelus ha proposto una riflessione che ha preso spunto dalle parabole del Vangelo di Marco, spiegandone il significato. Il lavoro del contadino che getta sul terreno un seme e poi al termine della maturazione provvede al raccolto non ha niente a che vedere con la crescita di questo piccolo seme. Questo insegna a ciascuno di noi a vivere come stagioni di prova, di speranza e di attesa vigile i momenti in cui la storia sembra contraddire il disegno del Padre Celeste, fatto di giustizia, fraternità e pace. Dentro le pieghe di vicende personali e sociali che a volte sembrano segnare il naufragio della speranza, occorre rimanere fiduciosi nell'agire sommesso ma potente di Dio. Per questo nei momenti di buio e di difficoltà noi non dobbiamo abbatterci, ma rimanere ancorati alla fedeltà di Dio, alla sua presenza che sempre salva. Ricordate questo. Dio sempre salva. L'autenticità della missione della Chiesa, ha concluso il Papa, non è data dal successo o dalla gratificazione dei risultati, ma dall'andare avanti con il coraggio della fiducia e l'umiltà dell'abbandono in Dio. Dopo l'Angelus, Francesco ha ricordato la Giornata Mondiale del Rifugiato, che ricorre quest'anno mercoledì prossimo, nel vivo delle consultazioni tra governi per l'adozione di un patto mondiale sui rifugiati come quello per una migrazione sicura, ordinata e regolare. Auspico che gli Stati coinvolti in questi processi raggiungano un'intesa per assicurare con responsabilità e umanità l'assistenza e la protezione a chi è forzato a lasciare il proprio paese, ma anche ciascuno di noi è chiamato ad essere vicino ai rifugiati. Infine il Papa ha lanciato un appello a favore delle popolazioni stremate dello Yemen, richiamando il mondo alla responsabilità di porre fine alla guerra. Veniamo adesso in diocesi. Le comunità di Santa Maria del Ponte di Lavagna e San Lorenzo della Costa di Cogorno hanno accolto il nuovo parroco, Don Stefano Libini. Il sacerdote è stato accompagnato ieri pomeriggio dal vescovo, Monsignor Tanasini, che ha avuto pensieri di ringraziamento per il parroco precedente, Don Gianluca Trovato, e per Don Stefano Giupponi, che ha guidato temporaneamente le comunità negli ultimi 5 mesi. Don Libini rimane viceparroco a Santa Maria Madre della Chiesa di Lavagna. Vediamo. Bussando leggermente alla vostra porta, chiedo cortesemente, lasciatemi entrare. Lo chiede con commozione Don Stefano Libini ai fedeli di Santa Maria del Ponte a Lavagna e San Lorenzo di Cogorno. È una valigia pesante anche se non contiene granché, dice con semplicità. Un bagaglio che il sacerdote 54enne, ordinato 2 anni fa, ha riempito con l'esperienza in Val Graveglia. Chiede di essere accolto dunque, sicuro che solo con l'unità e la collaborazione si possa costruire un buon percorso di chiesa. Speriamo che la rotonda fatta sia anche per noi un modo per mettere in circolazione il nostro lavoro, il nostro essere fratelli, e poi per poter poi prendere tutte le direzioni che sono le direzioni più disparate, quelle in cui c'è l'umano, c'è l'umanità. Il vescovo, nel presentare Don Libini, invita a mantenere un cuore fiducioso. Il sacerdote, spiega, arriva in un momento particolare di comunione per tutta la diocesi. Stiamo camminando, come abbiamo detto domenica nella grande assemblea diocesana, per edificare una comunione più stretta. Viene qui lui per favorire
questa comunione e questa collaborazione. Nel discorso finale Don Libini ha salutato i fedeli delle Valli che, ha spiegato, aveva iniziato ad amare. Al termine un momento di festa nel campetto parrocchiale. Auguro a lui di trovarsi bene, noi ci mettiamo tutto l'impegno, certo che la comunità è abbastanza estesa, quindi in lunghezza più che altro, e si spera che lui ci accolga bene. Ecco. Il compito per Don Stefano sarà quello proprio di riunire le generazioni? Secondo me il compito principale è quello lì, sì. E poi speriamo che riesca un po' di nuovo a darci un po' diciamo non so neanche, di forza e di gioia nel servire anche alla Chiesa, diciamo. Ha cercato di venirci incontro, di capire le nostre difficoltà, abbiamo con lui gioito, abbiamo pianto con lui, ci siamo comunque sentiti seguiti e anche voluti bene. E le interviste realizzate in occasione dell'ingresso di Don Stefano saranno riproposte nella puntata di venerdì di Noi Chiesa in onda alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. La cronaca, tamponamento ieri pomeriggio in autostrada 12 tra Bruniato e La Spezia, direzione sud. 2 auto si sono tamponate. A riportare le conseguenze più gravi 3 persone, tra cui una bambina di 1 anno che ha riportato un trauma facciale e un trauma cranico non commotivo. Feriti anche un uomo ed una donna. Tutti sono stati trasportati al pronto soccorso di La Spezia. Sul posto l'automedica del 118, le ambulanze di Bruniato, Borghetto Vara e Levanto, la polizia stradale e i vigili del fuoco. E operazione di soccorso a persona da parte della Guardia Costiera del Tigullio. Ieri mattina un uomo, mentre si trovava con la propria imbarcazione al largo del porto di Chiavari, è caduto accidentalmente in acqua. Non riuscendo più a risalire a bordo, la moglie ha chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta in pochi minuti la motovedetta della Guardia Costiera che era impegnata nel pattugliamento del litorale di Zoagli. L'uomo è stato recuperato e fatto risalire a bordo. Le sue condizioni erano buone, per cui non è stato necessario il ricorso all'assistenza medica. L'unità da diporto con a bordo i 2 turisti è stata poi scortata fino al rientro nel porto di Chiavari. E ad una settimana dalle elezioni comunali di Sestri Levante, il sindaco Valentina Ghio sarà ospite della trasmissione Direttamente Su, giunta nell'ultima puntata della stagione. Il primo cittadino questa sera dialogherà con i principali rappresentanti della società civile cittadina, dagli albergatori al CIV, al Forum Famiglie, dai balneari ai sindacati, dalle realtà del sociale, sino al comitato che contesta la realizzazione del depuratore a Ramaia. La trasmissione andrà in onda alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Quanti voressero porre delle domande al sindaco fin da ora possono inviarci messaggi sulla pagina Facebook di Telepace o il numero di cellulare 335 61 65 850. E Portofino adesso ritrova il sentiero che dalla Ciappella sale fino al Castello Brown. Chiuso da oltre 2 anni, dal giorno della tempesta di vento che aveva colpito il borgo, la passeggiata è stata ripristinata e messa in sicurezza. Questo pomeriggio una festa per la sua riapertura. Sentiamo. Riapre dopo 2 anni il sentiero per la passeggiata del Castello Brown, quanto è stato difficile? È stata una cosa soffertissima perché è stato chiuso dopo i danni subiti dopo la tempesta che c'è stata qui a Portofino a ottobre nel 2016, che ha tirato giù i famosi pini del castello, e la riapriamo dopo quasi 2 anni, dopo i lavori di rimessa in uso, e siamo molto contenti di poterlo fare, di dare modo ai portofinesi e a tutte le persone che vengono a vedere Portofino e il nostro Castello Brown di arrivarci vedendo le bellezze del nostro territorio. Vi aspettate molte presenze turistiche comunque anche lungo il percorso? Assolutamente sì, perché ci sono state tantissime richieste, perché lì c'è un cancello chiuso con un cartello in cui c'è scritto chiuso per danni e tutti chiedono ma come mai, ma perché? E c'è stato veramente anche l'attenzione da parte di tantissime persone che ha dato la possibilità di fare le cose un pochino più veloci, perché è necessario che la passeggiata sia aperta. Per quanto riguarda Castello Brown ci sono alcune novità? Il Castello Brown è diventato un contenitore culturale, ci siamo occupati di inserire delle novità perché è un posto meraviglioso, patrimonio del nostro comune, che adesso offre anche la possibilità di vedere più cose. C'è una meravigliosa sala dove c'è un video immersivo che racconta un pochino le origini di Portofino, il suo ruolo attuale nell'attualità, la sala immersiva che potete visitare,
dove c'è questo video meraviglioso, e poi abbiamo avuto proprio ultimamente una collaborazione con l'Acquario di Genova, qui siamo nel paradiso dei cetacei e quindi ci sono tutti dei pannelli che rappresentano le varie specie di delfini, balene che passano davanti al nostro promontorio, e il castello è un punto di vista fantastico anche per questo tipo di cose, oltre che per vedere Portofino. Domani una trentina di allievi del quinto anno del corso di laurea in architettura dell'Università di Genova, sotto la direzione dei prof Roberto Bobbio e Paolo Rosasco, si incontreranno all'Ascito Cuneo di San Colombano Certenoli per una giornata dedicata allo svolgimento degli esami sul tema ricostruire le aree interne, la Fontana Buona, corridoio verde e blu. L'attività si concluderà l'esercitazione pratica che gli studenti hanno svolto sul territorio. Nei locali dell'Ascito Cuneo e nel salone della vicina casa Sartù, altro storico edificio di Calvari, sarà allestita l'esposizione degli elaborati realizzati. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti e servizi di sport. Migranti la nuova rotta, scrive il Corriere della Sera in prima pagina. Nel 2018 gli sbarchi calano in Italia, crescono in Spagna, Conte va dalla Merkel, Aquarius attracca Valencia, Salvini dice ne prendano altri 66.000 e Renzi lo accusa di essere un bullo. Un bell'articolo di Antonio Polito, il buonismo era logoro, ma il cattivismo è meglio, fenomenologia del leader leghista. Inviavo gli atti a Lanzalone, che male c'è, si chiede l'assessore del Movimento 5 Stelle al centro dell'inchiesta sullo stadio della Roma. E poi a fianco il patto che dà un nome alla terra di Alessandro, si chiamerà Macedonia del Nord. Andiamo a vedere all'interno del Corriere della Sera, Alessandro, l'Europa è un nome, il patto Grecia-Macedonia che chiude 30 anni di litigi. L'ex Repubblica Jugoslavia può usare la parola contesa ma affiancandola del nord, e qui potrà anche entrare nell'Unione Europea. Quanta popolazione ha? 2.100.000 persone che vivono in 34 città della Repubblica di Macedonia, ora diventata Macedonia del Nord. Secolo XIX titola Migranti il piano del governo, e poi ancora Lanzalone, la caccia alla superconsulenza ATAC, stadio della Roma, le carte dell'indagine. 400 ragazzi inseguono un sogno tra danza e hip hop a Santa Margherita Ligure da tutta Italia per lo stage di un volto noto di Amici. E poi ancora, senza voucher persi 500.000 giorni di lavoro, l'inchiesta sulla riforma flop, niente decreti attuativi, RC autosconti bloccati con la scatola nera, questa è una beffa per gli assicurati. E poi cede il New Jersey, feriti 2 giovani caduti dagli scogli dal molo del porto, si parla di Sestri Levante, il New Jersey cede, è un New Jersey però di plastica, cadono sugli scogli dal molo del porto. Trauma cranico per una ragazza, illeso lui, 2 giovani si sono appoggiati alla barriera che non ha retto in via Pila di Queirolo, dove c'è un cantiere, accertamenti dei carabinieri sul cantiere per il prolungamento della passeggiata. E sempre dal secolo XIX nel Levante 6 semafori mobili Calvario Aurelia, nel tratto Rapallo Chiavari per i cantieri Annas e Iren, stop dal 30 giugno al 10 settembre, quindi si spengono le luci dei 6 semafori, proteste da parte degli utenti della strada, spostarsi è diventato un incubo, ora arriva però la tregua. Corsa a ostacoli, i lavori vanno fatti, ma in questo caso si sono tutti accavallati nello stesso periodo. Andiamo in redazione per vedere se ci sono aggiornamenti con Maurizio Garrefa. Grazie Andrea, un saluto a tutti. La cronaca del fine settimana. I carabinieri di Sestri Levante hanno arrestato per furto uno straniero di 35 anni senza fissa dimora e disoccupato. L'uomo ha rubato monili d'oro e denaro in un'abitazione di Villa Carmelo a Sestri Levante. Il ladro è stato però subito fermato dai militari che erano in servizio in una via accanto. Durante la perquisizione lo straniero è stato trovato in possesso della refurtiva, poi riconosciuta dal proprietario della casa. Arrestato è stato portato al comando della Bimare in attesa del rito direttivo. E poi i carabinieri di Moneglia hanno arrestato in flagranza di reato 2 stranieri di 35 e 29 anni residenti a Vigevano, autori del furto di una carrozzina a rotelle per disabili che il proprietario aveva momentaneamente posteggiato lungo la via mentre il figlio lo aiutava a entrare in casa. Tempestivo l'intervento dei militari allertati dal figlio, che hanno potuto arrestare i 2, a loro volta portati al comando dei carabinieri di Genova Centro in attesa del rito direttissimo. È tutto, a te Andrea.
Veniamo così allo sport, una serata estiva fatta da cornice all'edizione 2018 della mezza maratona di Chiavari. Le vie del centro e del lungobare sono state colorate da 1000 partecipanti che hanno preso parte alle varie competizioni con un buon seguito di pubblico e molti volontari lungo il percorso. Per la parte agonistica questi i vincitori. Carlo Pogliani della Cambiaso Risto si è aggiudicato la mezza di Chiavari compiendo il percorso in 1 ora 10 minuti e 42 secondi. Maria Luisa Marchese dell'Atletica Novese è arrivata prima tra le donne con un tempo di 1 ora 30 minuti e 11 secondi. Nella 7 km primo posto per Andrea Del Sarto per gli uomini e Stefania Arpe per le donne. Sentiamo alcuni commenti a fine gara. Una grande manifestazione, tanta gente coinvolta, ci sono state tante persone chiavaresi ma anche tanti da fuori. Sì, è stata una manifestazione partecipata, mi hanno detto 1000 iscritti, perciò un grandissimo successo. Ci tengo a sottolineare che questa manifestazione comunque dà il via all'estate chiavarese, perciò è un'occasione anche per i cittadini di Chiavari ma anche per i turisti di vedere attraverso anche questa maratona degli scorci bellissimi della nostra città in uno dei giorni comunque più lunghi dell'anno. Siamo davvero contenti, speriamo che gli atleti siano tutti contenti, perché noi va bene contenti, ma devono essere contenti gli atleti, così da avere un buon ricordo e tornare alle nostre manifestazioni. Anche un grande staff con una maglietta tutte uguali, insomma tantissimi per le strade, per il ristoro finale, insomma avete organizzato tutto bene. Sì, è una cosa che non è facile, diciamo, da organizzare, comunque da iniziare. Adesso noi siamo al 4º anno e devo dire che tanti amici ormai ci seguono e ringraziamo, perché ricordiamo che sono tutti volontari, tutte le persone che trovate sul percorso sono tutti volontari e sono fondamentali per noi, cioè per realizzare la cosa, ma anche per la sicurezza degli atleti. Carlo, una vittoria importante ma soprattutto con una dedica particolare. Sì, questa qua è una vittoria dedicata a tutta la mamma che purtroppo 2 settimane fa ci ha lasciati così, senza preavviso, però questa cosa qua mi ha dato uno stimolo ancora di più per correre ancora più forte, superare i miei limiti, che ho ancora tanto da dare. Come ti sei trovato su questa pista? Allora, io a Chiavari, a me questo posto, come dicevo prima, mi piace tantissimo, mi piacciono tutte le gare, mi piace l'organizzazione, mi piace il posto e anche alla mia mamma piaceva tantissimo questo posto qua, infatti se fosse stata ancora qui sarebbe sicuramente venuta a vedere la gara perché lei piaceva tantissimo vedermi correre. Vi segnaliamo che le interviste realizzate in occasione della mezza maratona di Chiavari saranno proposte domani sera nella puntata di Si può dare di più in onda alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. È stato l'Armo di San Michele di Pagana invece a vincere la prima gara del Palio Remiero del Tigullio 2018 disputatosi ieri nelle acque antistanti il Golfo di Paraggi a Portofino. Il Gozzo Rapallese si è imposto su San Michele di Zoagli al secondo posto, seguito da Portofino, Seste Levante, Lavagna e Chiavari Lavagna, la Lega Navale. In piazzetta Portofino si è svolta poi la cerimonia di premiazione. In chiusura una notizia di servizio, scatterà alle 13:30, durerà fino alle 17:30 l'interruzione per l'erogazione dell'acqua nella zona di Rupinaro a Chiavari. Iren Acqua Tigullio effettuerà infatti lo spostamento di alcune tubature dell'acquedotto che interferiscono con le canalizzazioni delle acque bianche di Corso Miglio o diverse vie del centro storico che saranno interessate dall'interruzione. Alla ripresa del servizio potranno verificarsi fenomeni di intorbidimento e presenza di bolle di aria in sospensione. Con questa notizia si conclude questa edizione del TG13, l'informazione torna questa sera alle 19:15 con la prima edizione di Tigullio Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.